Empoli-Brescia, 10ª giornata di andata. Le leonesse ripartono al meglio in campionato espugnando per 5-0 il campo di Empoli e fornendo una prova sontuosa. Il Brescia calcio femminile sfiora il gol in più occasioni. Al 14° del primo tempo grande azione personale di Bergamaschi che se ne va fra le linee, spezza in due la difesa dell'Empoli, ma a tu per tu con Baldi mette a lato di un soffio. Al 21° cross dalla destra di Sicora e colpo di testa a fil di palo di Girelli. Baldi salva con un intervento prodigioso e devia in angolo. Al 33° Brescia vicino al gol per 2 volte nel giro di pochi secondi, prima con Giacinti di piede, poi con Girelli di testa, ma Baldi è prodigiosa e salva per 2 volte e fino al 35° tiene in piedi la baracca. Poi arrivano le prime marcature. Dall'ennesimo corner battuto da Erum arriva l'inzuccata vincente di Girelli. L'Empoli tenta una timida reazione, ma al 40° le leonesse raddoppiano. Su un capovolgimento di fronte Giacinti capitalizza al meglio il suggerimento di Sicora e trafigge Baldi. Con il doppio vantaggio in tasca, il Brescia calcio femminile nella ripresa gioca sul velluto. Al 5° minuto Giacinti viene stesa in area da Baldi, sul dischetto si presenta Girelli che realizza con un tiro preciso. Passano solo 3 minuti e il Brescia confeziona un'azione da manuale. Mendes da sinistra vede Girelli in area, sponda di testa al bacio del capitano per la corrente Giacinti e 4-0 da applausi. 8 gol in campionato per lei. Il Brescia non si accontenta e nel finale arriva la ciliegina sulla torta con un gol capolavoro delle leonesse. Punizione sulla 3/4 di Giuliano che imbecca Girelli con un passaggio rasoterra. Il capitano calcia di prima intenzione e infila la palla all'incrocio dei pali alla sinistra di Baldi. Con questa tripletta Girelli sale a quota 12 reti, in testa alla classifica marcatori. Il Monteboro si alza in piedi e tributa un'ovazione al gol del capitano. Con questa vittoria il Brescia sale a 27 punti e resta in scia alla Juventus con 30 e grazie alla concomitante sconfitta del Tavagnacco a Bari per 1-0 stacca le friulane di 5 lunghezze. Ora la pausa per gli impegni delle nazionali. Il campionato riprenderà il 27 gennaio al Club Azzurri contro il Verona.